E da che ambiente familiare provieni? Ecco, allora, per dirla in friulano, l'ambiente familiare sia da parte di madre che da parte di padre è quello dei sotans, tradotto sarebbe braccianti agricoli che lavoravano a giornata, quindi non erano proprietari terrieri, non avevano terra e neanche un minimo di terra. E abitavano in abitazioni sia da parte di papà che da parte di mamma, mamma di Latisana e papà di San Michele al Tagliamento in sponda una destra e una sinistra del fiume Tagliamento, e abitavano in poco più che capanne, insomma, all'epoca. Ecco, questo era l'ambiente. Io sono nato in una casa che era fatta in casa proprio, ancora nel 1953, che era fatta di mattoni ed era la seconda versione di una casa, di una baracca che era stata costruita con le tavole delle baracche lasciate dagli austriaci a San Michele al Tagliamento dopo Caporetto ed il Piave. In quella casa lì mio padre, mia nonna e mio nonno, con i loro 5 figli tra i quali c'era mio padre, vissero praticamente fino alla loro morte. Le opinioni politiche in famiglia non è che si coltivassero molto le opinioni politiche, perché la grande fatica era già mettere insieme, quando ci riuscivano, il pranzo con la cena, e lì lavoravano tutti. Però ecco, io ricordo, tra i primi ricordi d'infanzia è che era sicuramente di sinistra, erano sicuramente comunisti. Mio nonno, me lo ricordo, che mi raccontava che non aveva mai preso la tessera del fascio, per cui aveva sbarcato il lunario come poteva, fino a quando, prima della seconda guerra mondiale, emigrò in Germania e ci rimase ininterrottamente senza poter rientrare in Italia fino alla fine della seconda guerra mondiale. E mio nonno, mi ricordo che quando lo andavamo a trovare nel dopoguerra, io ero poco più che bambino, chiamava la Democrazia Cristiana, il partito della Democrazia Cristiana lo chiamava artiglieria cristiana, ridendo. E per cui le opinioni politiche erano sì, sicuramente di sinistra. Mio papà da subito, lavorando in fabbrica per l'Eridania, quella volta non c'erano le RSU, c'era un organismo che si chiamava la Commissione Interna, se non sbaglio, ed era il rappresentante sindacale della CGIL, ma un po' tutti, anche i fratelli, insomma. Mio papà, il papà, quindi io e mia mamma, che poi il nucleo familiare era composto da 3 persone, seguì tutte le vicende delle ristrutturazioni della fabbrica dove lavorava, che apparteneva ad un gruppo nazionale che si chiamava Eridania Zuccherifici Nazionali. Per cui dopo vari trasferimenti arrivammo a San Vito, al Tagliamento, a pochi chilometri. Prima eravamo stati a Codigoro, in provincia di Ferrara, poi avevo lavorato anche a Ceggia, in provincia di Venezia. E lì nel 1962, stranamente, in quell'epoca era ancora possibile che un nucleo familiare monoreddito, con il solo reddito di un operaio professionalizzato, si costruisse nei primi anni 60 da solo, aiutato dai parenti, la propria abitazione. E così ci siamo lì a San Vito Tagliamento, dove ci trasferimmo. Il papà si costruì la casa dove mia mamma abita ancora, tuttora. Io lì feci tutto il ciclo delle scuole elementari, le scuole medie, e l'anno dopo l'istituzione della scuola media unificata, se non sbaglio nel 1963, cominciai io le scuole medie. E mi ricordo che si dava per scontato in quel momento lì che il mio destino, figlio d'operaio, poteva anche essere diverso da quello del padre, quindi potevo fare qualcosa anche di diverso. Tanto è vero che in primo anno
non c'era il latino, ma già il secondo e il terzo anno delle medie inferiori, che c'era il latino, studiai anche latino, perché già cominciavo a pensare che non avrei fatto una scuola professionale o l'ex avviamento, come si diceva, ma avrei scelto il liceo scientifico, un po' perché riuscivo anche bene a scuola, discretamente bene, e gli insegnanti incoraggiavano i genitori ad una scelta, perché gli strumenti, le capacità le avevo. Fu così che scelsi nel 68 di iscrivermi al liceo scientifico di Pordenone. E quando sei andato al liceo scientifico a Pordenone, qual era l'atmosfera tra i compagni di scuola? C'erano differenze di classe che pesavano? Non sentivo differenze di classe, né si respirava il primo anno di liceo ancora quel clima politico che già nel 69 poi si sarebbe respirato in maniera molto più intensa, molto più vissuta. E poi devo dire che a partire sì, già nel 68 l'interesse per quello che succedeva fuori dal nostro ambito di provincia, no, era legato a temi o a modi di sentire nazionali, cioè c'erano i Beatles, c'erano gli hippie, no, le voci degli hippie che arrivavano dall'America, però non c'era e questo coinvolgeva un po' tutti in maniera indifferenziata, non c'era una distinzione di classe, devo dire. E poi a partire dal 69 invece mi trovai in una situazione di cui mi resi conto dopo, riflettendo, di una differenziazione però al rovescio, cioè si vedeva che, almeno nella mia realtà di Pordenone, chi aveva più voce in capitolo erano le persone che erano politicamente più accorte. I figli della piccola borghesia o della media borghesia che non partecipavano, ancora tutti presi nella cultura, diciamo, pre-68, no? Quella tradizionale, che non partecipavano agli avvenimenti così della società, erano un po' erano un po' in secondo piano, ecco, e questo ancora di più motiva quello che ho detto prima, no? Che non c'era una differenza di classe in negativo per un figlio d'operaio come me. Come si è sviluppata, organizzata l'attività del circolo culturale a San Vito Tagliamento? E come si prospettavano i rapporti, come dire, politici, ma anche un po' esistenziali tra i centri in cui tu sei vissuto, Pordenone, San Michele a Tagliamento, San Vito a Tagliamento? Posso citarti un altro episodio, adesso non mi ricordo quando è la ricorrenza della Comune di Parigi, in quale mese dell'anno capita, questo non me lo ricordo. Però ti dico che a San Vito al Tagliamento nel 71 abbiamo organizzato nell'ambito dei più politicizzati di questo circolo culturale di cui ti dicevo prima, una manifestazione proprio in memoria o in ricordo o per celebrare la comune di Parigi. 40 persone fecero tutto il giro del paese con tanto di cartelloni e non solo, ma un compagno portò anche un'auto, caricammo sopra le trombe e andammo a dirlo agli operai di una fabbrica che si chiamava la Pascotti Gomma, a qualche chilometro da San Vito, no? Andammo a parlare di questa e questi ci guardarono ovviamente, ci guardarono come dei marziani. Ecco. Quindi sostanzialmente non c'era nessuna differenza, provincia l'una e provincia l'altra, probabilmente nelle grandi città la cosa era diversa. E in relazione alla questione del pacifismo, la situazione del pordenonese con la base americana di Aviano non fu un tema che in quegli anni
era il centro dell'attenzione, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, perché c'è un motivo anche in questo, cioè il pacifismo, nonostante, e questo l'ho studiato sui libri, no? Nonostante fosse al centro della politica della sinistra, soprattutto del Partito Comunista negli anni 50, gli anni in cui si diceva il disarmo, ecco, negli anni, alla fine degli anni 60 in realtà, l'attenzione era tutta concentrata sulle fabbriche e sulla società. I temi della guerra erano temi che si vedevano in riflesso alla politica estera, e la politica estera era il Vietnam, erano le lotte di liberazione, no? Per cui in Italia sì, c'era la questione della NATO, però non era una questione centrale. All'università ti sei avvicinato a qualche gruppo, hai partecipato all'attività di qualche gruppo? Talvolta ci facevamo le notti partendo da Venezia, siccome avevamo ancora rapporti con Pordenone, partendo da Venezia andavamo a stampare i volantini alla Fusinato a Padova, alla Casa dello Studente di Padova, e poi andavamo a distribuirli al primo turno fuori dalle fabbriche alla Zanussi a Pordenone. Ma nonostante questo l'ho sempre vista da lontano. Padova mi è sempre interessata non tanto per il modello politico, per l'azione politica che si faceva nell'ambito dell'area di potere operaio, quanto per le ricerche, quanto per lo sviluppo del pensiero politico. E la scelta dell'università fu una scelta oculata. Sinceramente la prima motivazione è che Venezia non era molto lontana da Padova e Padova era il posto, sostanzialmente l'università, la facoltà di scienze politiche, dove c'erano, non dico i miei maestri, qualcuno avrebbe detto poi i miei cattivi maestri, però dove si ragionava sulle questioni in modo che io ritenevo quello più corretto per capire, non dico giusto, ma corretto per capire la realtà che si stava muovendo allora. E quindi questo fu un primo motivo. Poi Venezia è attaccata a Porto Marghera, dove c'erano dei nuclei operai che nelle fabbriche, a differenza di quello che avevo riscontrato, anche se a Pordenone c'era una realtà operaia dentro la Zanussi, nelle fabbriche parlavano delle stesse tematiche. E poi io ci misi un mio ragionamento tutto personale nella scelta che avevo due zii che nel dopoguerra, e di questo su questo si potrebbe sviluppare tutto un discorso più interessante e più lungo, avevo due zii che avevano messo in piedi, partendo dalla condizione di manovali, muratori, avevano messo in piedi un'impresa. E nei primi anni 70 era un momento di grosso sviluppo edilizio, specialmente per le zone balneari, Bibbione, le nostre zone qua, per cui scegliendo architettura io avevo anche pensato che una volta che avrei potuto trovare o mettere quello che andavo, per la preparazione professionale, anche metterla a frutto con il lavoro di questi zii che operavano nel settore edilizio. Durante l'università sono successe tantissime cose. Durante l'università è successa la strage di Brescia. Mi ricordo che Giovanni Astengo, che è stato preside anche, un urbanista, socialista, illuminato, mise a disposizione un pulmino perché chi voleva potesse essere presente ai funerali di Brescia. Io che avevo vissuto, come ho accennato prima, le bombe di Piazza Fontana a Milano, poi uscì il libro La strage di Stato, no? Che dava già una lettura molto precisa di quello che stava accadendo, che fu sostanzialmente poi confermata
decenni di indagine successivamente, più o meno depistate, eccetera. Ecco, allora vidi in quell'occasione, durante i funerali di Brescia, vidi le massime cariche dello Stato e le vidi direttamente con i miei occhi curve sotto una pioggia di disprezzo da parte delle persone che assistettero a quei funerali, ma non solo, ma ci fu il colpo di Stato in Cile, ci fu la fine di Unità Popolare in Cile, ci fu la vittoria dei Viet Cong, no? Nel 75-76, la fine della dittatura in Grecia, cioè furono anni veramente dove si vedeva il volto di un mondo che cambiava. E cosa succede? Poi ci fu il 77, che per me, cioè quello fu vissuto, mentre il 68 l'ho vissuto di striscio, il movimento del 77, avevo 24 anni, quello l'ho vissuto con piena consapevolezza, no? Dall'assassinio di Lorusso, mi pare, a Bologna, alla manifestazione del 12 marzo 1977 a Roma e al convegno contro la repressione a Bologna, nell'autunno, nel settembre del 1977. Io mi laureai nel 79, tra il 77 e il 79 ci fu il 7 aprile, ci furono gli anni della repressione, parecchi compagni finirono in carcere e poi cominciò il riflusso con i primi anni 80. Io mi laureai e cominciai la mia attività professionale, senza perdere l'interesse per la politica però. Le condizioni erano mutate, radicalmente mutate. C'era stata la marcia dei 40.000, nonostante Berlinguer fosse andato ai cancelli di Mirafiori. E io cominciai a ragionare su cosa potevo fare in quella situazione lì. Io ricordo che questa sensazione precisa, nessun cambiamento, nessun progresso ci è stato regalato. Dalla legge Basaglia, che io studiai all'università, alla riforma della scuola media unificata, di cui ho detto prima che iniziai, alla riforma del diritto di famiglia, allo statuto dei lavoratori, tutto. Avevamo la netta sensazione, anzi la coscienza, che fosse strettamente legato a quanto riuscivamo a studiare, a quanto chiedevamo che venisse cambiato. Ecco. Parlavo del confronto con ora, penso che ora la prospettiva, noi questo la chiamavamo politica, ma era una politica che nasceva direttamente da noi, dove i partiti che la rappresentavano dopo, o dove non c'erano partiti che la rappresentavano in maniera sufficientemente coerente, altri tipi di formazioni erano al servizio di questa richiesta che veniva dal basso. Ecco, ora questo non c'è più. Parte delle difficoltà consistono anche in questo attualmente. Dopo la laurea ti sei avvicinato al PC, hai avuto anche incarichi di responsabilità, consigliere comunale, assessore. E la realtà politica era che nella situazione di provincia c'era il Partito Comunista. Mi iscrissi al Partito Comunista, dove trovai parecchi compagni che avevo lasciato nei primissimi anni 70 e che non avevano condiviso con me la scelta della militanza nella, diciamo così, sinistra extraparlamentare, giusto per adoperare un'etichetta. In realtà tutta quella storia lì fu molto più ricca, molto più complessa e dentro questa etichetta proprio non ci sta. Comunque ritrovai questi compagni qua,
entrai anche nel federale della provincia di Pordenone, partecipai anche a qualche riunione del regionale del Partito Comunista, ogni tanto mi mandavano anche a Roma per questioni urbanistiche, lavori pubblici, eccetera, come si chiama, vicino a Piazza del Popolo, via delle Botteghe Oscure, sì, esattamente, ecco lì. E quindi cominciai la mia militanza, però non fu una militanza che puntava alla carriera, fu una militanza che puntava alle cose da fare, al contributo che potevo dare alla trasformazione. Si sperava ancora che ci potesse essere una trasformazione, io ci speravo ancora. Così quando mi proposero, la federazione mi propose di andare a fare un'esperienza di 5 anni in un consiglio comunale, dove ci sarebbe stato in discussione nella legislatura che doveva venire, ci sarebbe stata la questione del piano regolatore nuovo e c'era un gruppo consigliare anche abbastanza forte, che però non aveva nessuna esperienza in merito, no? Era un ex partigiano, quello che, il capo, diciamo, dei comunisti, e io accettai, era un'esperienza amministrativa, dentro i luoghi dove le cose si fanno, mi interessava. Era impegnativa perché lavoravo a San Michele al Tagliamento, abitavo a San Vito al Tagliamento e andavo a fare il consigliere comunale ad Azzano X in provincia di Pordenone, quindi era abbastanza impegnativo. Comunque lo feci. Straordinario è che il capo partigiano, che mi disse che era il capo dei comunisti di Azzano, che aveva fatto praticamente tutte le legislature del dopoguerra, mi dici: io prenderò tot preferenze, tu ne prenderai qualcuna meno di me e dopo ci saranno il resto. E così io rimasi molto ammirato e così fu. Io presi 10 preferenze meno di lui che doveva fare il piano. E questi 5 anni furono una bella esperienza, non solo, ma alla fine di questa esperienza, di questi primi 5 anni che passammo all'opposizione, e mi chiesero ma ero conosciuto qualcosa, perché non è che stavo lì, ovviamente partecipavo anche alle iniziative politiche, eccetera. E mi chiese il gruppo consigliare, anche la federazione e il partito, mi chiesero di ricandidarmi, non era la mia intenzione di ricandidarmi, ma casomai ti dimetterai dopo un po', eccetera, eccetera. Le cose, non era ancora stata fatta la riforma elettorale degli enti locali, per cui sindaci e giunte si nominavano dopo le elezioni del Consiglio, a seconda delle maggioranze politiche che potevano formarsi. E la situazione si mise in un modo tale che il Partito Comunista era determinante in quel momento lì per formare una giunta o con la Democrazia Cristiana, una giunta anomala, oppure una giunta di sinistra con il Partito Socialista. Le condizioni che noi ponemmo al Partito Socialista, e una volta tanto fummo noi a porre le condizioni, di solito erano i socialisti che ponevano la condizione del sindaco e dell'assessorato all'urbanistica, almeno in quelle situazioni lì. Ecco, noi non accettammo, noi ponemmo la condizione che il sindaco non fosse socialista, per cui i socialisti abbandonarono la trattativa e noi si fece ad Azzano X la prima giunta anomala, anomala perché era DC, PC della provincia di Pordenone. In quella situazione lì io fui nominato vice sindaco e mi fu dato il referato all'urbanistica, lavori pubblici, ambiente e protezione civile, quindi molto impegnativo. E furono anni molto belli perché lì veramente imparai molte delle cose che mi servono anche adesso per capire come funzionano le cose. E le domande finali sono quelle topiche, no? Che possono anche essere sganciate dal 68. Un libro, un film, una canzone. Allora, cominciamo dalla canzone che mi viene meglio. La canzone che non è una canzone, potrei dirti Bob Dylan, potrei dirti tantissime cose, no? Ma in realtà la canzone che a me piace di più è l'Internazionale. L'Internazionale perché dentro ha delle parole meravigliose quando dice che non siamo più la classe con la testa all'opera china. Ecco, riflette esattamente quello che io pensavo in quegli anni e penso tuttora. Insieme a tutte le canzoni del movimento, insomma, ce n'erano tantissime.
Un libro non saprei cosa dirti, io ho lavorato, sì, ho divorato tutto, soprattutto di saggistica di quegli anni, no? Dai testi degli operaisti, da Tronti a tutto il resto, fino ai classici ovviamente. E Pasolini, che sta tutto nel mio cuore, io lo scoprì molto dopo. Molto dopo. Cioè, il Pasolini che solo alcuni conoscevano, il Pasolini la meglio gioventù, dei giorni del Lodo De Gasperi, proprio del San Vitese lì, non lo conoscevamo. Conoscevamo il Pasolini di Roma, almeno io conoscevo il Pasolini di Roma, soprattutto per i film, oppure il Pasolini degli scritti corsari sul Corriere della Sera. Ma non il Pasolini friulano, né le tematiche, ci arrivavano da fuori le tematiche pasoliniane, almeno questa è stata la mia esperienza. Mi ricordo la sera in cui arrivò, la sera di novembre, in cui a San Vito arrivò la notizia del ritrovamento del corpo straziato di Pasolini ad Ostia. E per noi era il Pasolini romano, non era il Pasolini esule che moriva. E da lì è cominciata, devo dire, la scoperta di Pasolini.